Eccoci in studio, oggi ci occupiamo dell'accoglienza dei migranti in Sicilia, ci sono molte criticità alla luce anche di quello che è accaduto nel centro di permanenza per i rimpatri a Milo. Siamo in provincia di Trapani dopo un incendio avvenuto il 22 di gennaio. Ci sono stati appunto grandi disagi all'interno della struttura, già carente e fatiscente. Ora cercheremo di capirne di più e soprattutto anche di capire qual è la rete di accoglienza che la nostra regione può offrire ai migranti che sono spesso anche in transito dalla Sicilia. Lo facciamo con Riccardo Campochiaro, che è il presidente del Centro Stalli di Catania. Grazie, buon pomeriggio per essere con noi. Insomma, anche con lei cercheremo di vedere qual è l'approccio anche più diretto, più vicino, no? Le persone che si rivolgono al Centro Stalli, tra l'altro da tempo vicino anche ai rifugiati, alle donne, agli uomini, ai bambini, insomma offrendo anche tanti servizi, non solo appunto l'accoglienza, che è una parola che racchiude tante cose ma poi sembra quasi rischia di essere vuota, ma in realtà ci sono anche dei percorsi concreti che voi offrite, ne parleremo anche di questo. Grazie a voi per l'invito. Grazie. E Angelo Ranelli invece dell'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Lei da tanti anni segue le questioni legate appunto all'immigrazione, tra l'altro un avvocato come anche il dottore Campochiaro, quindi anche lei ci guiderà in questo percorso non certo facile. Grazie e benvenuta anche a Valentina Villabuona, che è la responsabile per appunto l'immigrazione del PD. Buon pomeriggio anche a lei, l'abbiamo interpellata e comincerei proprio da lei perché lei buon pomeriggio, in delegazione con un'altra collega, sua collega deputata, stia ferma perché sennò la vediamo girare per l'immagine. Sì. No, ecco, provi così, perfetto. Con appunto la collega appunto la Iacono è stata nel CPR di Milo proprio qualche giorno fa dopo l'incendio. Ricordiamo anche per questo incendio sono state fermate e arrestate 3 persone, 2 di nazionalità tunisina, una marocchina. Cosa ha visto lei? Cosa ha trovato quando è andata appunto? Noi tra l'altro dovremmo avere anche delle immagini, la clip 1, ecco, che appunto un poco documentano quello che è accaduto. Ma lei ci racconti invece cosa ha visto? Sì, noi siamo stati domenica al centro di Milo perché sapevamo che c'erano stati dei problemi, però non c'erano delle informazioni ufficiali. Quindi abbiamo fatto una visita ispettiva come nelle prerogative dei parlamentari e abbiamo visto che praticamente del centro rimane ben poco, come state vedendo voi nelle foto, che c'è stato un grave incendio. È pur vero che in questo genere di centri non è un fatto nuovo perché dipende proprio dal tipo di accoglienza che si vuole dare, ma soprattutto abbiamo notato la differenza rispetto al passato perché se eravamo davanti a 56 persone che non venivano da provvedimenti di espulsione o diciamo avevano scontato pene in carcere e quindi attendevano l'espulsione come erroneamente è stato detto in questi giorni, ma che provenivano da sbarchi e che non capivano neanche perché si trovassero là dentro. La prima cosa che ci è stata detta è: noi non abbiamo fatto nessun reato perché siamo qui dentro. Quindi è chiaro che in una situazione di incertezza, di informazioni frammentarie e di detenzione, perché questo è un CPR, gli animi si esasperano e si può arrivare a situazioni di questo genere. Ci sono stati, è vero, 3 arresti. Diciamo che siamo garantisti e lo siamo sempre al di là della nazionalità, certo. Si verificheranno le responsabilità, ma è chiaro, a differenza insomma delle informazioni che si stanno provando anche a veicolare in questi giorni, che essendo Milo nella mia provincia, lo conosco da sempre, fiore all'occhiello del CPR, se è arrivato a questo punto ci dimostra che è un sistema sbagliato di accoglienza,
che evidentemente non può funzionare questo genere di sistemi, perché la stragrande maggioranza delle persone che erano lì dentro in quelle giornate ante Cutro sarebbero stati nei centri di primissima accoglienza, avrebbero fatto la trafila per la richiesta della protezione internazionale, molti magari sarebbero stati poi ricorrenti e quindi integrati nel sistema attraverso i centri di accoglienza e poi le sentenze dei tribunali, ma certamente non sarebbero arrivati in una situazione del genere, dove abbiamo visto anche casi di vulnerabilità in attesa nel CPR dell'esito della richiesta di protezione. Certo, Cioè, e a questo proposito interpello Angelo Ranelli, perché lei ha proprio all'interno del centro del CPR di Milo degli assistiti, le assiste legalmente appunto dei migranti. Vorrei capire, lei li ha sentiti, ci può dare anche delle informazioni insomma recentissime, no? Che riguardano la situazione. La situazione rimane drammatica perché i fatti sono accaduti il 22, oggi siamo già a febbraio, quindi oggi il 1 febbraio, e nulla è cambiato per molti, cioè per tutti quelli che sono ancora trattenuti per il centro di Milo. E dovete immaginare che cosa possa essere la condizione di una persona che, oltre a essere trattenuta, quindi limitata nella libertà, praticamente in stato di detenzione, non ha a disposizione un bagno, una doccia, se non condividendola con numerose altre persone, 50 persone, non ha a disposizione un materasso, non ha a disposizione una coperta, e vive, è costretto a vivere o fuori all'esterno o all'interno in un ambiente che ha subito l'incendio, quindi un ambiente pieno di fuliggine e quindi un ambiente insano, per 10 giorni di seguito, semplicemente perché sta aspettando, e la gran parte delle persone che oggi sono trattenute sta aspettando una procedura amministrativa. Oggi vengono trattenuti credo tutti i tunisini, perché stanno aspettando l'esito della loro domanda di asilo. In queste condizioni ho un mio assistito che domani dovrà andare in commissione e quindi spiegare le sue ragioni della domanda di protezione internazionale in una condizione di degrado vissuta almeno da 10 giorni, un trattamento che io ritengo inumano e non conforme a quelli che sono i principi di diritto del nostro ordinamento. E proprio in ragione di questo mi sto avviando a notificare un ricorso d'urgenza, perché anche il sistema interno giudiziario non riesce a garantire questo, un ricorso interno alla Corte Europea, un ricorso alla Corte Europea affinché venga sanzionato questo comportamento queste risultanze che si verificano a Milo, a Trapani. Assolutamente, ma proprio nel racconto anche di chi lei ha sentito quotidianamente in questi giorni, ci sono delle criticità, lei già ci ha spiegato insomma, che la situazione è veramente drammatica, ma cosa anche il vissuto, no, di queste persone che si sentono, ricordiamolo appunto anche nei CPR, chi va, chi accoglie CPR. Lei diceva molti tunisini che vengono considerati dall'Italia provenienti da paesi sicuri, no? E per questo entrano in questi iter. Ci vuole spiegare un poco, anche chi non conosce la realtà di questi CPR, cosa avviene? Loro arrivano, il CPR di Milo è fisicamente un po' più comodo per l'accoglienza il trattenimento dei tunisini per ragioni geografiche, anche perché la rotta dalla Tunisia è facile verso Lampedusa e verso Pantelleria. Purtroppo a Pantelleria c'è un primissimo ingresso e le persone non vengono adeguatamente informate della possibilità di chiedere asilo e vengono subito trattenuti perché non in possesso di un documento di identità e provenienti da un paese sicuro. Vengono trattenuti nei limiti dei numeri.
possiamo dire che effettivamente le persone trattenute sono in linea di massima gli sfortunati che hanno trovato il posto libero, e in quel momento inizia il trattenimento. È una possibilità di chiedere da trattenuto l'asilo. I tempi dettati dalle norme sono estremamente brevi, cioè la loro domanda dovrebbe essere incamerata in pochissimi giorni, al massimo una settimana, e poi esitata nei 30 giorni successivi. Di fatto questi tempi non vengono rispettati a scapito di chi è trattenuto, che di fatto rimane all'interno del centro in attesa della risposta diversi mesi. E questo giustamente crea un'ulteriore diciamo, difficoltà nella difficoltà. Io volevo chiedere a Valentina Villabuona, no, questi paesi sicuri da cui scappano tantissime persone, famiglie, nuclei familiari, uomini, donne, anche bambini, sicuri da cosa? Perché la Tunisia sappiamo insomma, che non è un luogo sicuramente insomma, che non accoglie, comunque non crea situazioni tali da poter garantire, ecco, lavoro, sicurezza, ma penso all'Algeria, penso a tantissimi altri paesi che sono ritenuti sicuri ma che in realtà non lo sono per niente. Ma questa è la nuova costruzione che ne fa il nostro governo, come nel tempo si è costruita questo discrimine tra migranti economici e richiedenti asilo meritevoli di protezione perché scappavano da paesi di guerra. Noi pensiamo che chi scappa, chi rischia la vita a mare pur di arrivare in Europa, evidentemente viene da una situazione di disagio e di difficoltà notevole. Peraltro credo che sulla Tunisia, ma potremmo fare tanti altri esempi di paesi che loro ritengono sicuri, non c'è nessuna certezza di queste sicurezze, e la situazione politica di questi paesi non mi pare che dia queste tranquillità sulla sicurezza. Ma le dico di più, qui c'è un discrimine tra le persone rispetto alla nazionalità, a prescindere dal loro vissuto e dal loro percorso, perché chi ha subito le violenze che hanno subito tanti in Libia non può essere ritenuto migrante economico, a mio parere, e non può essere ritenuto proveniente da un paese sicuro. Ora, noi qui stiamo facendo un discrimine pensando che tutti i tunisini debbano essere rimpatriati o tutte le persone che provengono dalla Costa d'Avorio, senza andare a verificare realmente le condizioni di queste persone. Assolutamente, Peraltro, certo. se la Tunisia, proprio dal CPR di Milo, appunto per una questione geografica, c'è la possibilità del transito, del trasferimento, per molti altri paesi definiti sicuri, questo trattenimento poi si vanifica perché materialmente non ci sono gli accordi per riportarli. Ora il nostro paese deve anche scegliere che cosa fare e che tipo di politica deve avere, perché se qua stiamo creando una politica per costruire clandestini che ante cutro sarebbero stati cittadini comunque con documenti e che hanno prodotto lavoro, perché materialmente sono forza lavoro che manca nel nostro territorio, e oggi li vogliamo trasformare tutti in clandestini per una questione di propaganda politica, anche probabilmente guardando verso le europee, è chiaro che il danno che si sta facendo nelle città, la pressione che si creerà all'interno delle città e delle amministrazioni locali sarà grandissima, perché la stragrande maggioranza di chi noi facciamo diventare clandestino mentre avevamo gli strumenti con l'accoglienza diffusa dei SAI che abbiamo avuto e che ha portato risultati, non sono persone che possiamo rimpatriare. Questo alla gente va detto. Noi stiamo creando clandestini, stiamo spostando dalla forza lavoro a regalarli in mano alla criminalità, ma nel loro paese, a parte qualche allora a a questo punto è chiarissimo, a questo punto Riccardo Campochiaro, il rischio è grande, no? Che si va insomma verso questa deriva che alimenta un po' queste sacche anche poi di illegalità che fanno parte poi della nostra quotidianità. A volte purtroppo anche la criminalità organizzata si approfitta proprio di questa fragilità anche di molti
di molte di queste persone. Assolutamente, sì, assolutamente. Diciamo che le ultime norme, appunto si parlava della legge Cutro, vanno purtroppo in questa direzione anche per altri versi, no? Dobbiamo ricordare che la legge Cutro ha in qualche maniera svilito quella che invece era una protezione, la protezione speciale, che era uno strumento attraverso il quale le persone riuscivano ad entrare in Italia, ad avere un permesso di soggiorno e a poterlo convertire poi in un permesso per motivi di lavoro. Oggi invece questo non è più possibile, perché la protezione speciale diciamo svuotata di contenuto da molti punti di vista è in ogni caso stata resa non convertibile un permesso per motivi di lavoro, e quindi noi fra un anno avremo gli effetti della legge Cutro, cioè di persone che non hanno più potuto convertire il loro permesso di soggiorno, saranno in Italia magari integrate, magari con un lavoro, ma saranno costrette a dover lavorare in nero. Noi abbiamo avuto anche l'esperienza di monitoraggio in varie strutture temporanee della Sicilia, in cui anche minori stanno anche per 3 mesi in centri di prima accoglienza, non hanno la nomina di un tutore, non hanno un documento, e quindi ovviamente sono manovalanza, bene che vada, tra virgolette, per le coltivazioni, per le campagne. Se va male, insomma, va appunto, in un'altra maniera. Ben altro. Quindi anche questo è un vissuto che voi poi registrate nel centro Astalli, insomma, vengono anche queste persone che raccontano anche questo disagio. Non parliamo anche per non anche aggiungere la condizione delle donne, soprattutto donne che hanno figli, che insomma sono scappate, e che quindi anche lì un problema che si somma a questo, no? All'insicurezza, diciamo. Sì, assolutamente. Diciamo, il problema della donna è ovviamente ancora più sentito. In questo senso il governo ha fatto in realtà un passo in avanti, perché ha inserito la categoria donna all'interno cioè la donna all'interno delle categorie vulnerabili, quindi per il solo fatto di essere donna si viene esclusi da questo percorso, diciamo, di accoglienza, che poi accoglienza non è come ad esempio i grandi centri, diciamo, che non consentono effettivamente un'accoglienza vera, e quindi comunque in questo senso qualcosa si muove, ma chiaramente ci sono a volte dei percorsi che devono essere sostenuti in qualche maniera in più. Pensiamo alle donne vittime di tratta, pensiamo alle donne che rischiano di essere vittimizzate qui all'arrivo in Italia, o a donne che arrivano appena diciamo hanno appena partorito sul barcone. Abbiamo tanti esempi, o con bambini piccoli, quindi chiaramente riservano delle reti di supporto importanti. Certo. Angelo Ranelli, le vorrei leggere cosa scrivono alcuni dei reclusi, si definiscono così nel CPR di Milo. Dicono: se non si è in contatto con un avvocato prima di essere trattenuti, diventa impossibile provare a chiedere asilo, proprio per l'iter burocratico che può allungare i tempi di permanenza fino a 18 mesi e soprattutto non permette un pieno accesso al diritto di difesa legale. Lei, che da tanti anni invece segue legalmente, cioè assiste, insomma, queste persone, ritiene queste, insomma, credibili e comunque rappresentano la realtà che si sta vivendo in questi momenti, in queste settimane al centro, al CPR? Sì, è perfettamente aderente alla realtà. Un aspetto particolare è la nostra difficoltà di avvocati di accedere al CPR. A me è capitato più volte di arrivare al CPR e fare attese di ore e ore per parlare con i miei assistiti. È una di Milo. Poi l'impossibilità neanche di programmare dei colloqui, perché semplicemente il telefono è irraggiungibile, nel senso che il telefono del CPR è sempre occupato e quindi non hai la possibilità di comunicare. Arrivi lì al mattino e poi andartene, diciamo, anche la sera senza la possibilità di parlare. Quindi considerate per esempio che in piena attività la settimana prima dell'incendio c'erano 150 persone. C'è una saletta soltanto per gli avvocati, 150 persone che hanno pratiche amministrative e giudiziarie, praticamente tutti ce le hanno, quindi ci sono potenzialmente 150 avvocati che dovrebbero parlare con queste persone, se non giornalmente, nell'arco di una settimana, nell'arco di 2 settimane. E gli avvocati non hanno la possibilità di parlare perché semplicemente c'è l'udienza con di convalida del giudice, cioè l'udienza dal giudice,
le udienze sono praticamente ogni mattina e l'organizzazione e la struttura non riesce a garantire l'udienza e la possibilità degli avvocati di avere un colloquio con i propri assistiti, ma questo si verifica ogni giorno. Certo, quindi una difficoltà Quindi, enorme. entrati là dentro, cioè sei trattenuto, chiuso, in attesa di una domanda amministrativa e non hai la possibilità di parlare con l'avvocato, capire quello che sta succedendo e sei in balia, diciamo, degli accadimenti, una situazione di privazione della libertà. Ma loro stessi non possono neanche telefonare. Il telefono a Milo, rispetto invece ad altri CPR, viene preso all'ingresso, cioè loro non hanno la possibilità di avere un telefono personale. C'è la possibilità di fare una telefonata, ma chiaramente a turno, e registro, qualcuno ha detto che sostanzialmente quando c'è una particolare agitazione, qualcuno che si mostra più agitato di altri, c'è una sorta di punizione collettiva, un sistema di logica di punizione collettiva, allora non si usa più il telefono. Quindi, certo, quindi è una situazione non tollerabile. Valentina Villabuona, le volevo chiedere, aspetti un attimo perché c'è stato forse le volevo chiedere, i Vigili del Fuoco, parliamo sempre del CPR di Milo, che è, insomma, per la cronaca è l'ultimo caso, ma sappiamo che nei CPR già ci sono stati altre, come anche lo diceva lei in passato, situazioni critiche. Appunto i Vigili del Fuoco dicevano che era inagibile la struttura, voi come l'avete trovata? Ovviamente l'incendio è stato molto, l'abbiamo visto anche nelle immagini, no? Cioè ha veramente creato difficoltà all'interno, però ecco, anche voi che l'avete visto. Sì, chiaramente la struttura è inagibile, noi possiamo confermarlo perché ci hanno fatto vedere settori vuoti, non ci hanno fatto entrare in quello dove c'erano i beneficiari, se così li possiamo chiamare, per una questione di sicurezza. Ci abbiamo potuto parlare solo dall'esterno, ma ci hanno confermato che anche quei settori erano comunque interessati all'incendio. Peraltro credo che sia scritto anche nella nota che ha diramato ieri la questura. E una cosa interessante è che sembrerebbe che le persone che sono state arrestate siano state, sembra dalla nota che ho letto, individuate perché portavano gli stessi vestiti del giorno dell'incendio. Quindi diciamo che significa che quello che ha detto l'avvocato prima, cioè che dal 22 ad oggi, insomma anche dal punto di vista dell'assistenza, non ci sia stata tempestività, sembra confermato anche da questa nota. Ora la situazione è inagibile assolutamente e nei settori dove vivono chiaramente sono stati interessati da un incendio con tutto quello che significa vivere in quei settori. Quanti ce ne sono? Attualmente quante persone ci sono all'interno della struttura? Noi ne abbiamo incontrato 56, dalla nota di ieri e dai rapporti anche che abbiamo potuto avere con altri avvocati ci dicono che oggi sono 40 e quindi si aspetta questo trasferimento di questi ultimi per la chiusura del CPR che andrà totalmente ristrutturato. Certo, pensare che in 3 persone abbiano potuto creare un incendio in 7 settori, considerato che i settori non sono comunicanti, lascia tante perplessità. Bisognerebbe capire poi l'esito delle indagini e magari quei video non vedere solo dei frammenti ma il video totale, certo, perché comunque è una situazione molto strana quella che è avvenuta. Il CPR ha avuto altri problemi in altri periodi, ma così grave e così grande no. L'esasperazione probabilmente anche di chi comunque rispetto al passato proviene da una situazione che non si aspetta questa accoglienza, se di accoglienza possiamo parlare, e le difficoltà che diceva anche l'avvocato certamente esasperano la situazione in un CPR. Certo, assolutamente creano una situazione drammatica come ci diceva l'avvocato. Ci fermiamo, un brevissimo stacco, poi torniamo di nuovo in studio.
Eccoci in studio, stiamo parlando di accoglienza di migranti. Chiedevo a lei il centro Astalli, ci sono iniziative, voi appunto aiutate, sostenete con assistenza legale, ma non solo, anche medica, fate corsi di italiano, insomma cercate in tutti i modi questa famosa integrazione, no? Di cui si parla tanto ma che è difficile poi nel concreto realizzare. E c'è anche un'iniziativa ultima di cui possiamo parlare. Sì, noi da 25 anni a Catania appunto cerchiamo di fare accoglienza, abbiamo una porta aperta sul territorio, in una zona poi nevralgica della città, San Berillo, quindi tra la stazione e diciamo il quartiere San Berillo, quindi chiaramente cerchiamo di essere vicino alla nostra utenza. E da qualche mese l'arcivescovo di Catania ci ha dato in comodato d'uso un immobile che l'arcidiocesi si è premurata di ristrutturare, e finalmente proprio ieri abbiamo avuto la prima donna con un bambino in accoglienza. Abbiamo iniziato questo progetto. Abbiamo anche le immagini di Casa Betania. Casa Betania, sì, Casa Betania nasce appunto, ripeto, con questo, col merito appunto dell'arcidiocesi e con un nostro sforzo di voler fare un'accoglienza diffusa come reputiamo che debba essere. Accoglieremo appunto 6 donne con bambini, proprio per quello che diciamo prima, perché il percorso delle donne in questi 25 anni ci siamo resi conto che soprattutto le donne hanno difficoltà ad esempio a lavorare proprio perché devono tenere i bambini, parliamo di donne sole in questo caso, e quindi ovviamente il bambino di 5 anni che già sta giocando con i giocattoli che vedete nel video, ovviamente noi ci occuperemo di lui quando la madre riuscirà a trovare lavoro, e ovviamente l'idea nostra è quella di fare un'accoglienza che sia tesa all'autonomia, deve essere così. Certo, la donna che ospitiamo è da 5 anni qua in Italia, ha iniziato un percorso e noi speriamo di poterla accompagnare, diciamo, all'autonomia definitiva per quanto possibile. Assolutamente. I posti, lei diceva, quanti sono? Sono 6 posti per donne più diciamo fino a 18 bambini, se tutti avessero 3 bambini, ma diciamo si possono accogliere. Valentina Villabuona, siamo in chiusura, chiedo a lei come dire, cioè, bisogna anche uscire da una logica che ovviamente è anche insomma, è legislativa, ci sono tanti ostacoli, ma lei che appunto segue, e soprattutto chiedevo questo, le volevo chiedere, lei che segue sempre da vicino insomma, le situazioni legate ai CPR, comunque ai migranti, a chi risiede, anche chi richiedente asilo, le chiedo, non è importante anche tenere alta l'attenzione su questo fenomeno? Cioè se ne parla poco, CPR se ne parla poco, se ne parla solo quando succede l'incendio, quando le persone dormono all'addiaccio, insomma, no? Sì, se ne parla troppo poco, se ne parla poco perché c'è una volontà di raccontare un'altra parte della storia. Noi cerchiamo di parlarne il più possibile, di occuparcene seriamente, e in realtà in provincia di Trapani in particolare, che è un porto di sbarco, intanto Trapani, ed è stata interessata da tutte le tipologie di accoglienza, abbiamo cercato di occuparcene sempre, perché abbiamo anche avuto l'esperienza in quest'ultimo periodo dei centri di emergenza. Noi abbiamo visto un ex hub vaccinale diventare un luogo dove veramente la dignità umana non c'era, e allora credo che oltre a parlarne di più dovremmo mettere anche in luce tutto il buono che c'è nel sistema dell'accoglienza e tutte le storie di ragazzi che si sono integrati, perché come sento dire sulla protezione speciale, noi ci troviamo oggi con persone con un contratto a tempo indeterminato con la protezione speciale, e nonostante hanno ottenuto prima il decreto Cutro non possono lo dicevamo, infatti questa è un'altra cosa gravissima, certo, una cosa gravissima. Significa distruggere anche il mondo del lavoro. Io sono convinta che i riscontri rispetto a questa politica lo avremo l'anno prossimo, per esempio nella stagione estiva, nei posti di lavoro che non verranno coperti, nelle difficoltà veramente delle città. I sindaci in prima persona si renderanno conto di che cosa significa non avere un sistema diffuso di accoglienza, ma avere un caos di chi pensa di gestire questo fenomeno
come un problema emergenziale e non invece come un'opportunità anche di crescita del nostro paese. Assolutamente. Chiedo un'ultima battuta veramente velocissima ad Angelo Ranelli. Lei da persona che segue da tanti anni, come dicevamo, queste vicende, ha una sua prospettiva appunto dal punto di vista legale, no? L'assistenza cosa si aspetta, insomma, che possa cambiare? Purtroppo l'abbiamo perso proprio in questo momento. Niente, allora ringraziamo intanto Angelo Ranelli, non credo che riusciremo a ricollegarci in brevissimo tempo. Grazie a Valentina Villabuona. Ah, eccoci, allora in volata, l'abbiamo recuperata. Ripristinare forme di soggiorno legale quali la protezione speciale credo che sia il punto di partenza. Per la Tunisia, in prospettiva storica, io direi che siamo arrivati al punto di dover togliere la necessità di un visto per entrare in Italia. Si è fatto per l'Albania, si deve fare anche per questo. Non può un sistema prendersi in giro. La Tunisia è troppo vicina, il dramma economico-sociale di quel paese è estremo e probabilmente questa è la prospettiva storica, eliminare immediatamente l'obbligo del visto per entrare dalla Tunisia all'Italia. Grazie, chiarissimo. Grazie anche a Riccardo Campochiaro per essere stati con noi, grazie per chi ci ha seguito e alla prossima.